Il commercio online non ha nulla di virtuale. Si tratta di vendita di prodotti che hanno bisogno di un'imponente infrastruttura logistica, immensi magazzini e una rete capillare di distribuzione che ha un impatto sul tessuto urbano non diverso da quello dei grandi centri commerciali. Su questa considerazione si basa la richiesta di Confesercenti alla Regione Veneto, una legge che equipari l'online alla vendita in negozio. Nessuno vuole demonizzare il commercio via internet, puntualizza il direttore regionale Maurizio Franceschi, ma una regolamentazione è necessaria. Le zone industriali si stanno riempiendo di capannoni di enormi dimensioni che consumano suolo e creano problemi alla mobilità, ma pagano oneri di urbanizzazione molto bassi perché la loro destinazione d'uso formalmente non è commerciale. Queste attività dovrebbero essere assimilate al commercio tradizionale, sia per quanto riguarda la tassazione che la pianificazione urbanistica. Per questo la Regione deve intervenire con una norma apposita. L'appello arriva nel giorno in cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Federdistribuzione contro il regolamento della Regione Veneto sul commercio in vigore dal 2013. A dare la notizia la Confcommercio, il cui presidente Massimo Zanon non cela la sua soddisfazione. Non ce l'abbiamo con la grande distribuzione, assicura, ma non si può pensare che i grandi ipermercati e i negozi dei centri storici possano convivere nello stesso territorio e operare nello stesso mercato senza che siano stabilite delle regole di equilibrio.